cose che voi umani, come diceva, vabbè, insomma, cose carine, cose anche meno carine, però tutto sommato ho letto diversi libri che mi personalmente l'iniziativa fatta dalla Pensione Cultura, io credo valga veramente la pena leggere. Volevo avere domande, se hanno incuriosito, stavano in fila, veramente per la tua presentazione, ti do un applauso. Sabato 7 ottobre 2023 è iniziata la nuova stagione dei Letterari, un ciclo letterario di 6 incontri nella sala civica all'interno dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto. Una edizione dedicata ai romanzi e narrativa, evento organizzato da Pianura Cultura, patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Sanguinetto. Cristiano Mazzurana ha aperto questo ciclo ed ha presentato di nuovo Laggio un giallo avvincente. Introdotto da Gianni Fioravanti e moderato da Michela Berti, Mazzurana ha condiviso le ispirazioni e i temi che caratterizzano il suo lavoro, immergendo il pubblico in un viaggio attraverso le pagine del suo romanzo. Ma sentiamo la breve intervista all'autore fatta da Jerry Briganti. I Letterari, l'evento organizzato dall'associazione La Pianura, Sanguinetto presso l'ex convento di Santa Maria delle Grazie, il 7 ottobre 2023. Ospite è stato Cristiano Mazzurana, che ha presentato il giallo di nuovo laggiù. Raccontaci un attimo di questa giornata del tuo libro, Cristiano, grazie. È stata una giornata molto interessante, molto importante, perché la location di Sanguinetto mi dà spunto per colloquiare abilmente con varie persone, e a Sanguinetto ci torno molto volentieri, non soltanto perché è il mio posto comunque di lavoro, ma anche perché ha un fascino particolare, e ho avuto modo di dialogare con i presenti e sviscerare alcune situazioni particolari del libro. C'è stata molta curiosità, molto interesse, e di questo sono particolarmente lieto. Per uno che volesse prenderlo, dove può trovare il libro? Il libro si può trovare tranquillamente sui canali internet o anche in libreria, basta fare richiesta, e la casa editrice comunque è conosciuta in tutta Italia, non è una casa editrice piccolissima, è una casa editrice che lavora proprio in tutta Italia, ha diverse possibilità di espandersi sul territorio nazionale, per cui è facile, non è improbabile trovarlo. Va bene, grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere.